Prosegue nel migliore dei modi il 30° anno di attività dello Sci Club di Montagnana. Quasi 300 iscritti si sono ritrovati domenica 5 febbraio 2012 nella fredda ma soleggiata Andalo per festeggiare insieme sulle piste e non solo i 30 anni dello Sci Club. Oggi siamo qui a festeggiare in grande 30 anni di costituzione di questo Sci Club, nato tanti anni fa per iniziativa di un gruppetto di entusiasti che però non avrebbero mai pensato di poter arrivare a questo punto. Infatti oggi siamo 509 iscritti, sono 10 anni che veniamo in questo posto qui perché ci troviamo molto bene, è molto comodo per la scuola, è molto comodo anche per le piste e per i parcheggi e non è distante da casa. È nata da un'idea di 2 o 3 colleghi bancari con altre persone di Montagnana che sapevamo si occupavano di sci o che potevano apprezzare le uscite in montagna. Mi ricordo la prima uscita, poi fra l'altro la prima in assoluto l'abbiamo fatta al Passo Rolle in dicembre nel 1981 con una giornata freddissima in cui pochissimi hanno sciato. Poi abbiamo cominciato con i corsi di sci e abbiamo continuato sempre ad aumentare il numero degli iscritti. Siamo, come ha riconosciuto anche il consorzio, uno tra i migliori clienti perché siamo venuti sempre, costantemente, ogni anno con 5-6 corriere. La giornata di oggi è stata anche un modo per rievocare il passato e puntare un occhio al futuro dell'associazione. Io credo che la funzione sociale dello Sci Club di Montagnana sia stata indispensabile per lo sviluppo della città. Mi auguro che dietro l'esempio di tanta brava gente, volenterosa soprattutto e volontaria, che si possa creare uno spirito anche tra i giovani e che continuino l'opera molto bella fatta dal gruppo dirigenziale che praticamente è ancora quello. Tra gli ospiti dello Sci Club c'erano vecchie conoscenze e giovani che hanno fatto molta strada dai primi passi sulla neve con il Montagnana Sci Club. Ho fatto per molti anni le gare di sci come atleta dello Sci Club Montagnana, adesso essendo maestro di sci mi dedico maggiormente ad insegnare e ogni tanto faccio ancora qualche gara. Mi sono preso un giorno di festa, diciamo, dal lavoro e sono venuto qua a fare una sciata con tutti i miei vecchi amici di quando venivo a fare anch'io i corsi qua ad Andalo. Faccio parte del gruppo VIP, vecchi in pensione dello Sci Club, perché da tanti anni ho frequentato, continuo a frequentare questo gruppo bellissimo di amici, fondamentalmente, che si è creato 30 anni fa, grazie soprattutto ad alcuni che hanno investito tantissimo del loro tempo, delle loro energie e soprattutto della loro voglia di creare gruppo e di creare qualcosa che a Montagnana non c'era. Tra VIP e piccoli iscritti, tra discese con gli sci o con lo snowboard ed escursioni con le ciaspole, non è mancato pure un piccolo spazio dedicato alla premiazione della gara sociale per i bambini del club e uno spazio dedicato ai coraggiosi, mascherati da carnevale sulle piste. Le iniziative del Montagnana Sci Club non finiscono con questo evento. Sono infatti numerosi gli eventi organizzati durante l'intero anno solare, non solo in inverno. Oltre ai corsi di sci che sono il momento clou della nostra attività di ogni stagione, organizziamo anche qualche uscita, qualche fine settimana in località sia in Italia che in Austria, qualche uscita anche domenicale in località magari un po' più lontane rispetto ad Andalo, quali possono essere Cortina, Madonna di Campiglio, Selva di Val Gardena, questo proprio per gli appassionati dello sci. Organizziamo anche le ciaspolate sia in notturna che di giorno. Organizziamo anche qualche attività estiva con escursioni o la pedalata a San Candido Alliance, qualche gita in montagna, qualche volta anche magari qualche uscita un po' più di tipo culturale. Poi in collaborazione con la Credi Veneto, che dal 1981 è il nostro sponsor unico e ci ha sempre sostenuto, sempre condiviso, diciamo, questa nostra passione. Organizziamo la settimana bianca, che è sia per i soci dello Sci Club che per i soci della banca. Speriamo un po' alla volta di riuscire a inserire delle nuove leve in modo che possano continuare il lavoro che abbiamo portato avanti noi fin qui.
Alla fine della giornata non è mancato un pranzo caldo per combattere la temperatura gelida che continuava ad oscillare fra i -7 e i -14 gradi centigradi, preparato con calore da un gruppo di volontari, collaboratori e soci dello Sci Club, con prodotti del territorio montagnanese. Una giornata all'insegna della voglia di stare insieme, avvolti da panorami mozzafiato, ha così concluso la festa per il 30° anno di attività del Montagnana Sci Club.